Sportivi di Gold 78 ed amici di Penalty, ben ritrovati con questo rotocalco settimanale che parla solo ed esclusivamente di calcio dilettantistico siciliano. Siamo in onda sul canale 78 in HD di Gold 78 ogni martedì sera alle 21 con la replica seguitissima del mercoledì sera dopo la mezzanotte. Naturalmente, se volete rivedere questa puntata così come tutte le altre delle passate settimane, basta visitare la pagina Facebook di Penalty. Settimana particolarmente intensa e molto strana perché si è giocato pochissimo, qualche recupero nel campionato di Serie D. Poi per il resto, come tutti ben sanno, i campionati dilettantistici sono assolutamente out. Non si gioca, si spera di rientrare in campo quantomeno per la fine di novembre. Punto della situazione del campionato di Serie D lo facciamo con la visione dei primi 6 gironi, almeno per questa settimana, dal girone A sino al girone F. Rosso, arancione, giallo. 3 colori, regole rigide e diverse, ma un unico comune denominatore, il Covid-19. Il virus torna a colpire fortemente il nostro paese e l'ombra di un nuovo lockdown totale ci fa tornare indietro allo scorso marzo. Allora il calcio si fermò, uno stop momentaneo per il professionismo, una pietra tombale alla stagione 19-20 per l'universo dei dilettanti. Sono passati diversi mesi da quel pesante stop, ma la Serie D è tornata a tremare. Tra tanta incertezza ed un superficiale piano organizzativo di ripresa, la nuova stagione è ripartita con il piede sbagliato. Le decine di gare rinviate ed un dilagante numero di positivi ha indotto la Lega Nazionale Dilettanti a fermare i campionati. Il mese di novembre sarà dedicato ai recuperi a partire da giorno 8 e sino al 22. L'auspicio è che si possa riprendere con la naturale regolarità a partire da fine mese. La situazione però è tutt'altro che rosea nei 9 raggruppamenti, a partire dal girone A. Iniziamo il nostro percorso lungo l'Italia in piena zona rossa ed in una settimana che, da calendario, sarebbe stata ricca di partite. Mercoledì si sarebbe dovuto giocare il turno infrasettimanale valido per l'8ª giornata di campionato, prima di far spazio al 9° turno nel weekend. Il girone A ha alzato bandiera bianca lo scorso fine settimana, ma i problemi si trascinavano da diverso tempo. Su 10 partite in programma, infatti, nell'ultima giornata solo 3 sono state giocate regolarmente, una situazione di notevole disagio e confusione che appare lampante leggendo la classifica. Su 20 squadre, appena 4 hanno disputato tutti gli impegni ufficiali. Tra queste, nelle zone alte di classifica, ci sono Sanremese e Gozzano. Quest'ultima, dopo la caduta dello scorso anno, punta ad una pronta risalita nel calcio professionistico. Per raggiungere l'obiettivo, i rossoblù possono vantare una coppia d'attacco di categoria superiore, in cui brilla il capocannoniere Sillà con 5 reti. Al suo fianco però c'è un autentico pezzo da 90, come l'ex vibonese e Foggia Diego Allegretti, autore di 4 marcature. Sia Gozzano che Sanremese però sono costrette ad inseguire la battistrada Bra. I piemontesi, al momento, sono in vetta alla classifica con 16 punti ed una partita in meno. Con 10 reti all'attivo ed appena una subita, il cammino è stato quasi perfetto, con 5 vittorie ed un solo pareggio. Ma se nelle zone alte la classifica appare regolare, in fondo la situazione è disastrosa. All'ultimo posto infatti c'è il Città di Varese con 0 punti ed appena 2 gare disputate. Non va di certo meglio in zona play-out, dove su 4 squadre la sola ancoratese ha disputato quasi tutti gli impegni ufficiali. Una situazione di assoluto caos che proverà a tornare normale con i recuperi in programma a partire dal 15 novembre. Equilibrato, combattuto ed aperto a qualsiasi epilogo. Se non ci fosse stato il Covid-19 staremmo parlando di un campionato affascinante ed incerto sino alla fine. Invece il girone B di Serie D è costretto a fermarsi frenando una corsa alla vetta non adatta ai deboli di cuore. Le 6 giornate disputate ci hanno consegnato un campionato che non ha un padrone assoluto. Sono ben 6 infatti le squadre racchiuse in appena 2 punti nelle zone alte di classifica. A far da battistrada c'è il Real Calepina a quota 12 punti ed ancora imbattuto in stagione. Un vantaggio risicato sulle inseguitrici che si affidano ad una fase realizzativa decisamente prolifica. Alla lotta in graduatoria infatti si affianca anche quella in classifica marcatori. Ci pensa Simone Saporetti a trascinare il suo Franciacorta al secondo posto con 4 gol realizzati. Un gradino più sotto c'è il Villavalle,
I bergamaschi si coccolano la coppia gol del campionato composta da Nicolò Crotti e Marco Castelli, entrambi a 4 marcature. Ma in una lotta al primo posto che comprende anche Fanfulla e Casatese, il mese di novembre potrebbe rivelarsi fondamentale per il Crema. La compagine lombarda infatti disputerà 2 recuperi che potrebbero proiettarla in vetta alla classifica. Una situazione analoga per il Caravaggio che a quota 7 punti dovrà disputare ben 3 partite. Spostandoci nella zona calda della graduatoria, la sola Virtus Bergamo è scesa in campo regolarmente nei 6 turni di campionato. Il 18 ed il 22 novembre si disputeranno 2 recuperi che interessano la lotta per non retrocedere. Sfida salvezza di assoluto valore che andrà in scena tra Breno e Tritium, relegate a quota 3 punti in fondo alla classifica. Nell'altra gara il Sona Calcio proverà a conquistare l'intera posta sul campo del Desenzano per allontanarsi dalla zona play-out. Il programma dei recuperi interesserà anche il tanto atteso big match tra Caravaggio e Crema, in palio 3 punti fondamentali per l'alta classifica. Da Trento a Palermo è il momento di fare ordine. Recuperi di gare sospese si susseguiranno senza sosta nel giro di 2 settimane. Pausa per modo di dire, perché il pallone in Serie D non smetterà mai di rotolare. E allora facciamo un punto e riprendiamo la bussola, strumento necessario nei boschi, ma anche in campionati a mezzo servizio, dove delineare classifiche e favoriti diventa impresa ai limiti del possibile. Nel girone C il Delta Porto Tolle comanda più 4 sulle seconde, ma la minaccia più grave arriva da Trento. Staccati di 4 lunghezze, ma a cui mancano il match con l'Union Feltre e lo scontro diretto con il Mestre, anch'esso a quota 14 e in seconda posizione. Occhio anche alla Prodeco che, battendo il Belluno domenica prossima, potrebbe ritagliarsi un posto al sole. Chions Manzanese e Union Feltre Arzignano completano il quadro di una giornata in cui la classifica inevitabilmente subirà scossoni. Il mini Tour de Force, 3 giorni più tardi, propone Manzanese Ambrosiana, Arzignano Bolzano e Cartigiano Adriese. Sfide da metà graduatoria, fondamentali per rilanciare ambizioni o evitare brutte sorprese. Adriese Muzzani, domenica 22, è partita tra compagini al momento tranquilla, mentre il Campo d'Arsego, la scorsa estate promosso in C e non iscritto al torneo, oggi naviga in acque torbide e al Cartigliano chiede punti per la sopravvivenza. All'appello manca solo Union San Giorgio, Union Feltre, dopo la quale l'unico desiderio è che tu torni come prima. Se qualcuno ad inizio stagione ci avesse parlato di un campionato con ben 12 squadre racchiuse in appena 4 punti, avremmo fatto fatica a crederci. Ma nel calcio succede anche questo ed il mese di novembre ci presenta una classifica equilibratissima nel girone D di Serie D. Purtroppo per noi però, questo equilibrio non è sinonimo di alta competitività, ma di caos assoluto. Il girone D è uno dei raggruppamenti più colpiti dai rinvii dovuti al dilagare del Covid-19. Il dato più eclatante ce lo consegna la sesta ed ultima giornata disputata prima dello stop. Su 9 match in programma, appena 2 partite si sono svolte regolarmente: Lentigione, Sasso Marconi e Progresso Bagnolese. Osservando la classifica poi, la situazione è ancora più chiara: solo 2 squadre non sono state soggette a rinvii. Appare evidente quindi la difficoltà nell'analizzare il raggruppamento, a partire dalla capolista Prato, in testa con 10 punti. Un numero che conosce bene anche l'uomo simbolo e capocannoniere della squadra, quel Ciccio Davano che, a 41 anni, continua a gonfiare le reti anche nel calcio dilettantistico. Le sue 3 marcature proiettano la squadra in vetta davanti ad un folto gruppo di inseguitrici, distanti poche lunghezze. Tra queste merita sicuramente una menzione l'Aglianese. I toscani occupano la seconda posizione in classifica grazie alle 3 vittorie ottenute con sole 3 partite giocate. Un cammino perfetto per i neroverdi, che vorranno proseguire disputando i recuperi. Una situazione analoga a quella del capocannoniere del girone, Alberto Formato. Inizio di stagione esplosivo per l'attaccante della Bagnolese, capace di siglare 7 reti in 4 partite. Covid permettendo, il girone D ha tutte le carte in regola per regalarci un campionato combattuto sino alla fine. Un ritorno alla normalità che si auspicano tutte le squadre a partire da domenica prossima, quando si disputeranno 4 recuperi. Salvo ulteriori cambiamenti dell'ultima ora, si giocheranno Realforte Querceta Lentigione, Correggese Mezzolara, Seravezza Fiorenzuola ed Aglianese Bagnolese. Sogni di fuga interrotti sul più bello, così al Trastevere toccherà rifare tutto da capo.
A Roma, nel primo recupero di questa insolita pausa autunnale imposta dal Covid, il Follonica Gavorrano fa la voce grossa, si impone 2-1 e congela la classifica. Nel girone E di Serie D, il Cannara resta così appaiato ai capitolini, mentre il Flaminio, a cui mancano i match con Siena, Tiferno e Scandicci, è il terzo incomodo chiamato ad approfittarne. Proprio allo Scandicci, fanalino di coda a quota zero ma con appena 2 gare giocate, chiede strada il San Donato Tavarnelle per provare a restare lassù, dove sognare costa poco ed è concesso a tutti. Dovrà recuperare in fretta anche lo Stiamare, attesa dalle gare con il solito Scandicci e il Tiferno. Discorso simile per il Siena, che per mettersi al pari delle altre dovrà sfidare, detto del Flaminia, pure Grassina e San Giovannesi. La questione ai piani alti si chiude con il Foligno e l'Aquila Montevarchi. I primi viaggeranno alla volta di Monte Spaccato, i secondi avranno modo di smaltire gli arretrati con Gavorrano e San Donato Tavarnelle. In fondo, la Triestina confida nello scontro diretto con lo Scandicci e nella trasferta di San Donato per abbandonare le secche di una classifica infelice. Rimane la Pianese, che con il Monte Spaccato condivide i punti 5 e un recupero, che, insieme agli altri, stravolgerà una graduatoria troppo precaria per essere vera. In testa, con una partita da recuperare, il Campobasso cova legittimi sogni di professionismo. Nel girone F di Serie D, il margine attualmente risicato potrebbe di colpo dilatarsi, a patto che i lupi del Molise facciano bottino pieno con il Cinzia Albalonga. Il calendario dice 18 novembre, ma dare certezze adesso risulta complicato e proprio i laziali hanno già subito causa Covid il rinvio del recupero con il Giulianova, previsto domenica scorsa. Notaresco e Recanatese stanno alla finestra, consapevoli che un passo falso della capolista potrebbe di colpo rilanciare le loro ambizioni. Per dare seguito ai buoni propositi, tuttavia, dovranno rispettivamente superare Aprilia e Rieti. L'Aprilia, a tal proposito, è nel raggruppamento la squadra chiamata al Tour de Force e, prima di mettersi al passo, dovrà smaltire anche gli impegni con Matese e Vastese. A Rieti, invece, all'appello manca pure la gara con l'Elpidio, autentico scontro diretto per 2 compagini appaiati in classifica, ma con soli 2 punti. I marchigiani, dal canto loro, potranno sfruttare con il Giulianova un altro jolly per provare a migliorare una classifica precaria. Olimpia Vastese, infine, completa il quadro e per i molisani ha già il sapore dell'ultima spiaggia. La lunga carrellata del campionato di Serie D, dal girone A al girone F. Questo grazie anche alla collaborazione diretta della redazione sportiva di WeSport. Parliamo adesso del girone I, quello che ci riguarda più da vicino, e abbiamo un'intervista con Pino Rigoli, allenatore dell'FC Messina. Come spera di ritrovare l'FC Messina al termine di questo periodo? Stiamo lavorando per cercare di migliorare. Sappiamo che, come per noi, penso che è per tutti, tranne quelle squadre che devono recuperare le partite, ma cerchiamo di migliorare quell'aspetto che magari ancora c'è tanto da lavorare, e quindi per noi può essere, guardiamo l'aspetto positivo della situazione che si è venuta a creare, anche se eravamo in un buon momento, quindi anche il calendario ci metteva davanti una partita in casa, anche se era difficile da affrontare il Marina. Poi voglio dire, sicuramente ci metteva davanti una partita in casa che potevamo sfruttare il fattore casalingo. Quindi niente, noi siamo sereni, stiamo lavorando, non ci stiamo fermando, domani lavoriamo pure, e quindi penso che la squadra cercherà di farsi trovare pronta quando si riprende il campionato. Su cosa si concentrerà il suo lavoro in queste settimane? Ma ci concentreremo, cerchiamo di curare tutti gli aspetti, sia da un punto di vista tattico, da un punto di vista tecnico. Cerchiamo di mettere assieme sempre tutto noi in una seduta di allenamento, quindi, ma naturalmente è arrivato l'allenatore nuovo da 20 giorni, cerchiamo di portare avanti quelle idee con più forza, con più determinazione, in modo che quando riprende il campionato fra 3 settimane abbiamo migliorato alcuni aspetti, perché devo dire che la squadra, da quando io sono arrivato, in base alle richieste che sono state fatte da parte mia,
da settimana a settimana ho visto una notevole crescita. Si giocherà praticamente ogni settimana, ogni 3 giorni, con turni infrasettimanali che capiteranno spesso e volentieri. Come si prepara da questo punto di vista l'FC Messina? Ma sicuramente il fatto che abbiamo una rosa di 27 giocatori, 24 di movimento, ritengo che potrebbe essere un vantaggio, perché giocare ogni 3 giorni sicuramente qualcuno deve recuperare, magari qualche botta dopo la partita, quindi voglio dire, il fatto che noi possiamo avere una rosa un po' più ampia ci può dare un leggero vantaggio, fermo restando che poi la condizione naturalmente si prende giocando, quindi voglio dire, però sicuramente ci sono dei validi cambi e quindi possiamo avere qualche piccolo vantaggio, ma è un vantaggio relativo. Un FC Messina in crescita. Con l'arrivo di Pino Rigoli è arrivato un nuovo entusiasmo, un entusiasmo che adesso bisogna confermare quando si ritornerà in campo prestissimo nel campionato di Serie D. Anche la Ciriale in crescita, anche la Ciriale attualmente al primo posto nel girone I del campionato di Serie D. Sentiamo le parole di Beppe Pagana. In questo momento l'unica cosa che possiamo fare è cercare di mantenere la forma acquisita, sperando che effettivamente a fine mese il campionato riprenda. Quindi noi lavoriamo in tal senso. Poi se invece questo stop sarà prolungato anche il lavoro cambierà, però momentaneamente non ci possiamo permettere neanche di aumentare i carichi di lavoro, perché se poi riprende il campionato la squadra non si può fare non trovare pronta, quindi continuiamo a lavorare come se domenica dovessimo giocare, nella speranza, ripeto, che a fine mese tutto ritorni alla normalità, almeno per quanto riguarda il nostro monte. Già la squadra è abbastanza compatta, però non dobbiamo dimenticare che questi sono dei ragazzi, sono degli esseri umani che hanno delle emozioni. In questo momento lo stato d'animo è uguale a tutti gli altri cittadini, quindi non si può pretendere che noi la viviamo in maniera diversa, perché come ho detto prima le nostre emozioni sono uguali a tutti quelli degli italiani, di tutto il resto del mondo, perché c'è molta apprensione e molta ansia per tutto quello che ci circonda. Una Ciriale che insieme ad altre squadre attualmente occupa la prima posizione in questo girone I del campionato di Serie D. Attendiamo il ritorno in campo per vederne conferme e soprattutto capire le effettive ambizioni della squadra catanese. E adesso, dato che stiamo parlando della Ciriale, vi voglio far tornare indietro nel tempo e lo facciamo insieme ad un giocatore storico della Ciriale degli anni 70, ovvero Ernesto Gallo. Ci ho lasciato il cuore. Gli amici sono tanti. Essere abbracciato ancora dopo 45 anni scarsi è una soddisfazione immensa. I risultati che abbiamo fatto sono stati pieni di soddisfazione, perché noi si viveva, appena finita la partita si pensava già alla prossima, però non da sole, con la gente. Io dovevo andare all'Atalanta, spararono 100 milioni e l'Atalanta scappò. A novembre arrivai. Poi lunedì, quando vidi il campo, abituato all'erba Empoli, è uno dei migliori campi d'Italia. Insomma, un po' così. Poi passa tutto in secondo ordine, vedere la gente che ti vuole bene, poi il resto è una storia. Quando un difensore fa gol ti rimangono impressi. Ne ho fatto 12 e ognuno ha la sua storia. Il gol più ridicolo, nel senso, faccio 2 risate, l'ho fatto da metà campo lì, ero lì sulla destra, Femmiana andava di là, fece un cross. Nel frattempo venne il 2 Eolo, il vento, alzò un polverone. In porta c'era Corti, uno che poi è andato con il Cagliari in Serie A, contro il Sorrento. Il pallone non si vede, se lo porta per aria. Si cercava il pallone, quando si mise, il pallone era in porta.
quando vengo, la prima cosa che faccio, vengo sempre qua, me lo guardo e poi mi emoziono, no? Guardo tutto le discese, i cross che faceva con un mio collega, quell'anno Femiano, quell'anno fece 13 gol e gliene fece fare 8. Vedo ancora la rete che si gonfia, gli abbracci, che mi emoziona. Le tribune piene, le partite tipo Lecce, quelle squadre grosse, no? Che la gente non c'entrava e le lasciavano fuori, non c'era spazio. Ti dava una carica immensa. I squadroni che venivano lassù, Lecce, Pescara, Avellino, quando scendevano, appena si apriva il cancello nella discesina, si mettevano le mani fra i capelli. Come dire, qui quando tu cascavi ci lasciava qualche di ciccia. Poi te la rattoppavo con qualche cosa, il dottore veniva con l'acqua fredda, con la spugna e ti passava tutto, non sentiva nulla, non sentiva fino a partire quando si andavano in spogliatoi. Ma quello che mi ha fatto più male è stato io sono stato alla ricerca di qualcuno proprio di quelli che ti hanno dato anche tanto, tu quando vai dentro, c'è un carrozziere, un meccanico. Io ho dato quello che mi sentivo di dare, sia con il calcio sia un'amicizia così. Giustamente dai, poi l'amicizia diventa più calore. Un domani vorrei tornare qua. La scorsa settimana vi abbiamo regalato le emozioni del Ragusa Calcio, questa settimana invece quelle legate alla Ciriale, grazie anche ai racconti di Ernesto Gallo, storico giocatore anni 70 della Ciriale. E adesso voltiamo pagina perché parliamo della rubrica Il pallone di penalty. Pierpaolo Alderisi, allenatore professionista, dopo la bella esperienza con il Calcio Catania, è arrivata quella anche soddisfacente con la Sicula Leonzio, adesso un momento di stasi, ma non soltanto tuo, ma del calcio in genere. Sì, mio prima di questo nuovo periodo, diciamo questa nuova seconda ondata, perché insomma avevo fatto 3 anni dove con la macchina si era viaggiato tanto, quindi finita l'avventura con la Leonzio, insomma ho preferito intanto staccare e riposarmi un attimo. Poi adesso lo dobbiamo fare un po' tutti, gioco forza visto la situazione, e quindi è un momento un po' così che ci riporta alla memoria qualche mese fa, insomma, ed è triste per tutto il movimento. Movimento che potrebbe, secondo me, subire dei cambiamenti, perché questo secondo stop farà ancora più riflettere
non soltanto spero i dirigenti e i calciatori, ma anche la Federazione Calcio, che sulla parola dilettanti ha probabilmente due definizioni, perché se per dilettanti dobbiamo intendere anche la Serie D, come mai la Serie D continua a giocare? È perché in effetti è un campionato dilettante che appartiene alla Lega Nazionale Dilettanti sulla carta, ma in effetti ha un respiro semiprofessionistico. Peraltro credo che la scelta sia stata dovuta al fatto che già in Serie D i giocatori addetti ai lavori incominciano a percepire importanti emolumenti con i quali appunto sostentano le proprie famiglie, e quindi si è preferito fare andare avanti questo settore, non considerandolo in effetti una categoria dilettantistica. Altra insomma, diatriba che nasce sul calcio dilettantistico è che comunque l'eccellenza assapora anche questa concezione del semiprofessionismo, perché molte società vivono e strutturano la loro quotidianità quasi da professionisti. Tutto questo forse a discapito anche di chi invece non si può permettere determinati controlli, determinate esigenze. Sì, è una categoria importante anche l'eccellenza, è chiaro, però è un momento difficile, Ettore, è un momento dove non possiamo soltanto guardare il nostro orticello, è un momento in cui al di là di chi si ferma e di chi non si ferma, questo vale nel calcio ma vale anche in altri settori lavorativi, c'è la polemica sui bar, i ristoranti, allora un settore si ferma perché, un altro continua perché. Io credo che al di là insomma, delle polemiche, del fatto che ognuno, no, come concezione cerchi di guardare il proprio orticello, io credo che dobbiamo guardare un pochino il momento storico che stiamo vivendo ad ampio respiro e non considerare aspetti settoriali. È un momento complicato, è un momento in cui dobbiamo, anziché alimentare polemiche, peraltro anche inutili, stucchevoli, dovremmo un attimino stringerci tutti quanti vicino e affrontarlo insomma con grande forza. Parliamo di Pierpaolo Alderisi. Dopo tanti anni di settore giovanile, come ho detto proprio in apertura di questa chiacchierata, adesso probabilmente forse nasce l'esigenza di sperimentare una forma di rapporto allenatore-calciatore diverso e quindi imbattersi nel progetto dei professionisti. Forse lì le difficoltà saranno maggiori, però probabilmente le soddisfazioni saranno di più. Beh, in realtà io ho avuto un percorso particolare perché iniziai insomma quasi 25 anni fa con i piccoli, poi con i ragazzi, poi ebbi un percorso di diversi anni, quasi 10 insomma, in prime squadre fra prima categoria fino all'eccellenza, e poi ritornai nell'ambito dei settori giovanili però professionistici con la Leonzio e il Catania. Adesso molti mi chiedono, adesso devi fare il salto, e io dico a tutti quelli che mi fanno notare questa cosa che in realtà non ho fatto il corso di allenatore professionista per ambire a qualcosa, ma perché era una cosa che ho sempre voluto fare, anche per dare una dimensione alla mia professionalità e all'impegno che negli anni ho profuso in questo settore, e due perché non sempre dipende da noi, non è che il fatto che tu prenda il tesserino da allenatore professionista, faccia il corso di allenatore professionista, presupponga di per sé il fatto che poi tu vada ad allenare. Io ho avuto una brevissima parentesi con la Leonzio in un cambio di panchina ed è stato un momento molto, molto bello che ricorderò comunque sempre, mi porterò dentro questa esperienza davvero bellissima. Poi insomma tante volte, sai Ettore, tu lo sai meglio di me, è tanti anni che sei nel calcio, non dipende tanto dalla persona in sé o da quanto vale, da quanto sa dare, ma da contingenze che spesso sono anche fortuite.
Adesso due domande che esulano un po' il discorso tecnico, no? di un allenatore, di una squadra. Parliamo intanto di questo campo che ti ha visto anche protagonista perché hai allenato per qualche anno anche il Belpasso. Ecco, questo stadio in questo momento completamente assolato, seppur con una giornata bellissima, ma vuoto dei suoi protagonisti. Che sensazione ti dà? È brutta, è una sensazione triste. Io qui, proprio in questo campo, ho vissuto in eccellenza circa 10 anni fa battaglie veramente epiche e ho dei ricordi bellissimi legati anche a una cornice di pubblico che era giustamente rapportabile alla categoria dell'eccellenza, ma che comunque seguiva con passione questa realtà sportiva del paese, anche con orgoglio. Questo vale per ogni squadra o di settore giovanile o prime squadre in un paese o in città, insomma. La dimensione calcistica è una dimensione aggregativa non soltanto per i diretti protagonisti, quindi dirigenti, allenatori, giocatori, ma anche per chi, famiglie e tifosi, segue con passione questo sport e la propria squadra, ed è un momento di aggregazione che, come tanti altri momenti, purtroppo in questo periodo storico ci viene a mancare. Credo che ci sentiamo tutti un po' defraudati di questo, non soltanto gli allenatori, non soltanto i giocatori, non soltanto dirigenti o tifosi, ma credo anche voi giornalisti, insomma. Assolutamente. Adesso però la domanda è forse piena di emozione per quel che mi riguarda, perché Pierpaolo Alderisi è stato il capitano della mia squadra allievi e della mia squadra juniores 40 anni fa probabilmente. Stamattina sono, Ettore, 30 anni fa circa, sì, ecco. 30 anni fa. 30 anni fa, ecco, 30 anni fa. Adesso hai un pallone in mano, qual è il calcio di rigore che avresti sempre voluto segnare nella tua vita? A parte che ne hai segnati tantissimi anche sul calcio di rigore, però c'è stato un momento in cui quel rigore poteva darti quell'emozione che sarebbe diventata indelebile nella tua mente? Beh, ci sono storie legate a calci di rigore purtroppo non andati bene e purtroppo non battuti da me e tu ne sai qualcosa, però a parte questo, insomma, se posso trasportare, utilizzare questa immagine che hai delineato tu come metafora, insomma, io credo che il gol più bello che ho potuto realizzare nella mia vita sia stato lì dietro, e è la mia famiglia, sono i miei figli, e di questo, insomma, vado fiero come il gol più bello che ho fatto, il campionato più bello che ho vinto. E di campionati vi assicuro che Pierpaolo Alderisi ne ha vinti tantissimi. Per chiudere, ritorno a parlare solamente per chiudere dell'aspetto tecnico. Quanto calcio cambierà adesso dopo tutto questo ennesimo stop? Guarda, la riflessione, credo che noi che comunque abbiamo dedicato al calcio una parte importante della nostra vita si è fatta in questi periodi di difficoltà, e quanto il sistema calcio possa reggere. Erano delle domande che ci facevamo anche prima di questo del Covid e di tutto quello che ne ha scaturito. È un sistema che soprattutto nei dilettanti, insomma, non regge più, è un sistema che diciamo ha portato e continua a portare le società a forme di esasperazione economica gestionale che difficilmente potranno essere supportate nei prossimi anni, a meno che non si cambi rotta, e non cambi rotta la federazione realmente supportando le società e non andando sui numeri, perché è chiaro che finora la politica è stata quella dei numeri per la federazione, come in fondo è giusto anche che sia, però inevitabilmente a lungo andare i grandi numeri, parlo di società che partecipano ai campionati, i grandi numeri chiaramente disperdono la qualità, è inevitabile, dove c'è grande quantità non ci può mai essere qualità, e quindi il primo punto che io metterei in evidenza è il discorso di migliorare la qualità, ma questo deve venire dall'alto. E poi è inevitabile, Ettore, che tantissime realtà dilettantistiche, a partire dalla promozione, perché prima, seconda e terza categoria io
le vedo nel futuro come delle categorie dove i giocatori più grandi, più in là con gli anni, possano ancora continuare giustamente a praticare questo meraviglioso sport, ma dalla promozione in su e anche qualche realtà di Serie D si incomincia a ragionare realmente su dinamiche e progetti legati ai settori giovanili, perché per due ordini di motivi. Il primo perché possono usufruire di ragazzi che crescono loro e che quindi non hanno costi esorbitanti, e il secondo perché se lavorano davvero bene possono fare in modo che i ragazzi poi approdino anche in realtà più importanti e quindi possono avere un ricavo fra virgolette che possa garantire loro di continuare. Io non vedo onestamente altre strade, sono finiti i tempi dei magnati, sono finiti i tempi delle sponsorizzazioni farlocche, insomma credo che il calcio si debba dare una bella regolata e debba assumere una dimensione anche di serietà e di professionalità. Chi lavora nel calcio deve essere una persona seria. Bene, e che dirti allora, in bocca al lupo per il proseguo, sperando che sia un proseguo fatto di terreno verde e di tanti giocatori da alimentare nelle loro emozioni. Spero insomma che tutto questo finisca presto, lo spero per i ragazzi, soprattutto per i più piccoli. Io ho mio figlio che va a scuola calcio, in questo momento insomma lo stiamo tenendo a casa e per lui è una vera sofferenza, come lo è per lui, lo è per tutti i bambini che praticano sport in senso generale, quindi spero soprattutto per i più piccoli che questo periodo abbia finalmente un termine e che si possa tutti quanti tornare dentro questo contenitore bellissimo che è il mondo del calcio. Come avete notato, la scaletta di penalty varia settimana dopo settimana. Nella sua prima parte, nella puntata odierna, riflettori puntati al campionato di Serie D. Avete anche visto a seguire la bellissima rubrica Il pallone di penalty con Pierpaolo Alderisi, ospite appunto di questa puntata. Adesso parliamo del campionato di promozione e abbiamo un focus dedicato interamente alla città di Taormina. Mister, partiamo da una considerazione, no? Che alla fine, per quanto poi ci possiamo vedere al campo, poi ci manca l'allenamento settimanale, l'allenamento giornaliero e la partita della domenica. Sì, ci manca perché noi viviamo di calcio, non è solo un passatempo, assolutamente. Iniziamo per gioco quando siamo piccolini, ma poi diventa il nostro lavoro, la nostra passione, la nostra vita, il nostro ossigeno, per come la vedo io. Quindi sì, certo, manca tantissimo. Diciamo una brutta situazione, però purtroppo dobbiamo attenerci a quello che il governo decide. Ci definiamo appunto professionisti e dilettanti, ci comportiamo anche come professionisti e dilettanti, quindi abbiamo dato un programma a ogni ragazzo che deve seguire, ma diciamo senza nessun obbligo, perché ognuno deve essere responsabile di se stesso, perché ovviamente poi nel momento in cui riprenderemo il vero giudice sarà il campo. Io dico sempre che questa occasione di sosta deve essere un'occasione per cercare di uscire da questo momento migliori di quando ci siamo entrati. Nonostante sia dilettantismo, ci sono in tanti, che sia la promozione, l'eccellenza o anche la prima categoria, che con il calcio dilettantistico ci vivono. Però è anche chiaro che andare avanti così con il protocollo del calcio dilettantistico non si può. Sì, diciamo che era diventato anche un po' una situazione abbastanza ambigua, perché comunque sia troppe partite da recuperare, troppe partite che all'improvviso non giocavi, tra l'altro si parla di salute, quindi penso che al di fuori di qualsiasi cosa la salute stia al primo posto della nostra vita. Pazienza, dobbiamo semplicemente continuare con perseveranza a lavorare su noi stessi per raggiungere i nostri obiettivi personali e poi collettivi e ovviamente una logica conseguenza societari, e farci trovare pronti quando ci sarà il pronti via.
pratico un calcio diciamo differente, un calcio che bisogna viverlo per capirlo, ecco, è difficile da spiegare a parole, quindi alla base c'è una grandissima disponibilità da parte dei ragazzi che si sono mostrati subito disponibili a mettersi a disposizione appunto per ascoltare nuove idee, nuove metodologie, nuovo calcio, nuovi principi, disponibilità dalla parte della società che mi ha fatto e ci ha fatto lavorare benissimo fino adesso, senza intromettersi su nulla, lasciandoci liberi di agire, ma soprattutto anche di sbagliare, perché l'errore fa crescere su tante cose. Sono molto contento dei ragazzi, dal primo all'ultimo, dagli allievi al più vecchietto della squadra. Sono molto contento perché c'è una massima disponibilità da parte di tutti, massimo impegno e massima professionalità, che sta alla base di un grande progetto. Ricordiamoci che qui, al di là del progetto societario, che è ovviamente il salto di categoria, c'è la valorizzazione dei ragazzi che sta alla base realmente e sta tantissimo a cuore della società, dei presidenti, dei dirigenti, di tutti. Sono contento, all'inizio sono contento del grande cammino, sono contento dei passi falsi, perché i passi falsi servono tantissimo perché ci fanno crescere. Siamo sempre solo alla quinta partita, però siamo sempre solo all'inizio, come dicevo, come ho sempre detto, e io vivo partita per partita, quindi ora ci tocca soltanto aspettare, continuare a memorizzare, non dimenticare quel che di buono è stato fatto, continuare a memorizzare anche quel che di brutto che è stato fatto, perché quello, ripeto, ci deve crescere tantissimo. È una situazione un po' anomala quella che stiamo vivendo. Ce l'aspettavamo che da un momento all'altro ci fermavano, però dal momento in cui ci hanno fermati è una situazione un po' particolare. 4 gol, diversi assist, forse avresti potuto segnare anche di più, però sei soddisfatto? Soddisfatto relativamente, perché uno può fare sempre di più. Durante queste partite ho avuto un casino di occasioni per fare più gol. Diciamo, se guardiamo il lato di squadra, soddisfatto sì, perché alla fine abbiamo passato il turno di Coppa, per adesso siamo primi in classifica con 4 vittorie, se non mi sbaglio un pareggio, quindi diciamo che il nostro cammino stava andando bene, diciamo che alla fine siamo soddisfatti, sì. Adesso ci fermiamo, abbiamo un break dedicato ad un nostro sponsor partner. Believe nasce da una mia idea nel 2016, il nome stesso lo dice, Believe in inglese vuol dire crederci. La mia idea era quella di dare opportunità lavorative ai giovani del territorio dell'Ennese, dove sono nato, perché sono originario di Leonforte, un paesino in provincia di Enna, poi per ragioni lavorative mi sono trasferito ad Enna. Devo dire che l'esperienza è andata molto bene, perché abbiamo scelto una fetta di mercato per cui c'era molta richiesta, che è quella della salute e del benessere inerente alla persona, settore molto in voga in questo momento, perché ormai abbiamo denotato che la gente è molto propensa a spendere, insomma, ad investire sulla propria salute, perché è un argomento clou, e anche sul benessere, diciamo, in senso lato in generale. Per quanto riguarda l'azienda, io avevo avuto una piccola esperienza come venditore, ma devo dire che la mia esperienza adesso come imprenditore mi sta dando tantissime soddisfazioni. Believe adesso vanta più di 350 collaboratori in tutta la Sicilia, 20 filiali, insomma siamo un po' sparsi, riusciamo a coprire tutto il territorio siciliano. Noi
Believe siamo presenti sul mercato con diversi articoli, diversi prodotti, sempre inerenti alla salute e al benessere della persona, ma abbiamo scelto dei prodotti molto importanti, abbiamo scelto dei prodotti mirati a migliorare la quotidianità delle persone. Quotidianità in senso che noi ci occupiamo a partire da un dolce risveglio, perché abbiamo dei sistemi di riposo meravigliosi in viscoelastico, importanze differenziate per la base, viscoelastico sopra, addirittura abbiamo dei rivestimenti in carbonio che scaricano a terra l'energia elettrostatica, quindi qualsiasi cliente, qualsiasi dei nostri clienti ci ringrazia, perché davvero è un toccasana riposare su questi sistemi di riposo e l'indomani svegliarsi senza magari i soliti dolorini che infastidiscono al risveglio. Un altro settore in cui siamo specializzati è quello del trattamento acque. Abbiamo diversi sistemi di trattamento acqua, andiamo dal depuratore classico allo ionizzatore d'acqua alcalina, all'addolcitore, insomma siamo abbastanza ferrati sull'argomento perché ormai è da anni che trattiamo questo genere di prodotti. L'esigenza nasce dal fatto che i contenitori in plastica si sa che sono nocivi per quanto riguarda la salute e soprattutto per quanto riguarda le bottiglie in plastica, che molto spesso vengono conservate male, esposte al sole, e tra l'altro tutti i nostri clienti si sono stancati, insomma, di andare a fare la fila al supermercato per comprare l'acqua, quindi gli diamo anche questa comodità di avere un'acqua pura, perché abbiamo dei sistemi molto tecnologici di trattamento acque, e praticamente gli diamo un'acqua di sorgente direttamente dal proprio rubinetto di casa. Uno dei prodotti di punta dell'azienda Believe, tra l'altro una novità perché è un prodotto molto attuale, è uno ionizzatore d'aria. Lo ionizzatore d'aria ha la funzione di ripulire un po' l'aria da tutti gli agenti nocivi e dai contaminanti di superfici, un prodotto facendocelo fare con tutte le caratteristiche migliori di tutti i prodotti che abbiamo visto in giro. Ha un rilevatore di particelle incorporato, un rilevatore di qualità dell'aria, 8 velocità, un timer, una modalità notturna, una modalità silenziosa, e ormai, come tutte le apparecchiature diciamo moderne, ha la possibilità di essere smart, insomma può essere manovrato anche da dispositivi cellulari tramite wifi, quindi qualcosa di eccezionale, e credo che questo sarà il nostro prodotto più venduto nei prossimi tempi, perché è molto attuale viste le varie emergenze Covid e quant'altro. Ormai abbiamo capito che anche l'aria che respiriamo è fondamentale. Sono tante le prerogative dell'azienda Believe. Prima in assoluto è che noi investiamo tantissimo sulla formazione dei giovani, cioè noi prendiamo persone che partono da zero anche con un semplice diploma, e poi se sono laureati ben venga, ci mancherebbe, ma li prendiamo da zero e li facciamo diventare dei professionisti nel nostro campo. Se volete mettervi in contatto con noi siamo a vostra completa disposizione, abbiamo 20 filiali, come ho già detto, sparse in tutta la Sicilia, quindi troveremo una filiale molto vicina alla vostra località di residenza, quindi senza bisogno di farvi viaggiare più di tanto. Comunque noi investiamo tantissimo sui giovani e sulla formazione, anche investendo preziose risorse economiche, perché crediamo che avendo un prodotto di altissima qualità, avendo dei prodotti meravigliosi come i nostri e avendo dei consulenti e dei collaboratori eccezionali, noi potremmo fare assolutamente il salto di qualità. La cosa bella della nostra azienda è che il giovane viene seguito dal primo all'ultimo giorno, viene affiancato da un tutor nella fase iniziale, i corsi di formazione sono retribuiti dalla nostra stessa azienda, e la cosa più bella in assoluto è che diamo l'opportunità di fare carriera all'interno dell'azienda stessa. Si parte da semplici consulenti, quindi da venditori, ma diamo l'opportunità di aprire una filiale in franchising con la nostra azienda, come le 20 che sono già aperte, a costo zero, quindi è un'opportunità imprenditoriale a costo zero, visto che al giorno d'oggi
molti giovani provano ad aprire le proprie attività commerciali, ma investendo molti soldi e quindi partendo insomma con un bilancio in negativo. Noi diamo l'opportunità, per quello che riguarda l'apertura degli uffici, pensa a tutto l'azienda Believe, quindi il giovane si trova anche in uno stato d'animo, in uno stato di entusiasmo che lo porta sicuramente ad avere dei risultati migliori. Eccoci rientrati in studio, sportivi siciliani ed amici di Penalty. Seconda parte della nostra trasmissione dedicata interamente alla cerimonia conclusiva della 38esima edizione di Sport Movies in TV che si è svolta a Milano dal 7 all'11 novembre. Noi di Penalty abbiamo seguito questa importante manifestazione organizzata dalla Federation International Cinema, Television e Sportive. Cos'è Sport Movies in TV? È un vero e proprio campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva. Cerimonia conclusiva importantissima che si è svolta a Milano. Prima di vedere le immagini di questo evento diamo parola al presidente della Federation International Cinema, Television e Sportive, ovvero il professor Franco Ascani. Cari amici di Penalty, cari amici di Gold, abbiamo concluso con grande successo di critica e soprattutto mediatico, abbiamo superato le 400.000 visualizzazioni, Sport Movies e TV 2020, un'edizione speciale, un'edizione tutta online che ha toccato tanti paesi, erano 140 i video in gara e i risultati sono stati veramente soddisfacenti. Sono passati in questi 5 giorni degli ospiti prestigiosi, dal presidente del Comitato Internazionale Olimpico Thomas Bach sino a Sara Simeoni, Alberto Covo, Nicolò Campriani, Dino Meneghin, campioni olimpici, campioni mondiali, personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo, del calcio, Dzeko della Roma che ha anche vinto un prestigioso premio, e i rifugiati del CIO, e dobbiamo dire che veramente possiamo essere soddisfatti anche dal punto di vista del calcio, Milena Bertolini, la commissaria tecnica della nazionale femminile e tanti altri. Diciamo che i dibattiti si sono svolti intensi e con una partecipazione che ha messo in crisi il sistema Zoom, ma siamo riusciti a far parlare tutti, sia la giornata dedicata alle televisioni, sia la giornata dedicata allo sport paralimpico con Giusy Versace, Martina Caironi, Oksana e altri personaggi, e soprattutto con una soluzione tecnica che ha funzionato. Dobbiamo essere grati al nostro main partner che è Media Sport Group, un canale di Sky, 814 di Sky, dove abbiamo potuto anche trasmettere tutte queste situazioni. L'Istituto per il Credito Sportivo, il Ministero dei Beni Culturali, la Regione Lombardia hanno sostenuto questa iniziativa che era tutta gratuita. Ognuno poteva accedere gratuitamente e adesso abbiamo lasciato, proprio pressati dalle richieste, la possibilità a festival finito di vedere anche i 17.878
video sportivi riguardanti i giochi olimpici, riguardanti i campionati mondiali, sono degli short per coloro che sono appassionati dello sport. Quindi io vorrei darvi un arrivederci alla prossima edizione, che naturalmente passerà attraverso i 20 festival nei 123 paesi che sono affiliati alla FIX, Federazione Internazionale Cinema Televisione Sportive. Arrivederci a tutti, viva Sport Movies NTV e viva Penalty. Bye! Buonasera, che belle, magiche emozioni sa regalare lo sport, veramente straordinarie. A nome della FIX, la Federazione Internazionale Cinema e Televisione Sportive, con 123 nazioni affiliate, benvenuti dai 5 continenti alla cerimonia di premiazione online, tassativamente online, di Sport Movies NTV 2020, che ha messo a disposizione gratuita e tutta la nostra programmazione sarà fino a mezzanotte di oggi, 140 opere e 17.787 audiovisivi, tutti a tema sportivo. Quella di questa sera è una cerimonia veramente particolare e ci auguriamo anche unica per quanto riguarda il futuro. Grazie a tutti coloro, sono stati veramente tanti, ne abbiamo visti alcuni di quelli che sono intervenuti durante questi 5 bellissimi, intensi giorni. Andiamo a vedere insieme il primo saluto di oggi. È il presidente della massima autorità sportiva mondiale, vale a dire il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico. And now the greeting of the World Main Sports Organization, the International Olympic Committee, the President, Mr. Thomas Bach. Dear President of the International Sports, Cinema and Television Federation, dear friend, Professor Franco Ascani, dear participants of the World Final of the Sport, Movies and TV Festival. Because of the unprecedented global coronavirus pandemic, we are all living with much uncertainty. This gives me all the more reason to congratulate the organizers for having overcome the many challenges to make this year's festival possible. In these uncertain times, your festival is sending a timely message of hope and confidence to the world. Today is also an opportunity to honor and celebrate you, the filmmakers, who remind us all of the power of sport through the art of cinema. Each and every one of you has created a unique expression of the power of sport to inspire positive change in our world. In this way, you are playing an important part to carry sport and its values into society and to a truly global audience. This shared mission, spreading the values of sport in society, is what unites all of us. The IOC is privileged to have partners like the International Sports, Cinema and Television Federation on our side, as we pursue our mission to make the world a better place through sport. As countries around the world are starting the long journey of recovery from the pandemic, this festival also carries another important message. Whether in sport or in facing the many challenges in life, we are always stronger together. In this Olympic spirit of solidarity, I wish you all the very best and a successful festival. Abbiamo iniziato sicuramente con il Gotha dello sport mondiale, grazie al presidente Thomas Bach. Adesso passiamo al promotore di 20 festival ogni anno in 5 continenti, membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO, instancabile promotore, veramente instancabile, lo sottolineo, promotore dell'educazione e della cultura sportiva, presidente della Federazione Internazionale Cinema Televisione Sportive.
Professor Franco Ascani. Authorities, ladies and gentlemen, friends of sport and culture, good evening to all of you and all viewers around the world. It is for me a great honor to meet and greet online the delegations of 123 countries of 5 continents lodged in Today for Sport Movies and TV 2020 by FIX, Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportive. My personal thanks go to all of you and to all those committed to the field of sport, television, cinema and communication. E ad ora ci spostiamo in Cina dove si svolgeranno tra l'altro le prossime Olimpiadi invernali, e sentiremo il segretario generale della BODA. 尊敬的弗兰克·阿斯卡尼主席先生，各位朋友、女士们、先生们，大家好。首先，我代表北京奥运城市发展促进会，向远在意大利米兰举办的第38届米兰国际体育电影电视节开幕式及丰富多彩的交流活动致以最真诚的祝贺，并向所有参与活动的朋友们表示衷心的祝福。米兰国际体育电视节享有良好的国际声誉，是全球体育、电影、电视文化的盛会，是全世界优秀的影视制作人交流和展示的平台。北京是米兰国际体育电影电视节最积极的参与者和支持者。北京国际体育电影周是米兰国际体育电影电视节全球总决赛重要分赛站之一。在阿斯卡尼主席和联盟的大力支持下，北京国际体育电影周在丰富奥林匹克文化活动、促进中国体育、影视创作等方面发挥了重要的作用，成为北京奥促会最重要的遗产项目品牌。借此机会，谨向主席先生和联盟表示衷心的感谢。北京将举办2022年冬奥会，米兰、科尔蒂纳将举办2026年的冬奥会。北京和米兰两个奥运城市将会有更加密切的交流与合作。北京奥促会将积极参与米兰国际体育电影电视节，呈现更多精彩的体育电影，进一步弘扬奥林匹克精神，传播冬季运动文化，用体育的魅力丰富大众生活，助力北京2022年冬奥会，也为米兰科尔蒂纳冬奥会加油。最后，我在北京预祝第38届米兰国际体育电影电视节圆满成功，谢谢大家。
Presidente, vedere queste immagini è una roba fantastica. Nei giorni scorsi abbiamo avuto qui al festival dei grandissimi campioni del mondo dello sport, del passato, anche del presente, ma adesso ne abbiamo uno del presente e del futuro. È il primatista italiano dei 100 metri, il primo italiano capace a scendere sotto un muro che sembrava invalicabile, vale a dire i 10 secondi, 9,99, un campione di velocità, ma anche uno straordinario personaggio per quanto riguarda l'impegno e la serietà. È un piacere avere con noi Filippo Tortu. Ciao Filippo. Sono molto contento di essere qui, devo dire purtroppo mi spiace non essere in divisa come giustamente tu ricordavi, come facciamo ormai ogni anno. Io mi sento un fedelissimo di questo bellissimo festival, perché è diversi anni che vengo e quindi ci tenevo moltissimo a essere qui, anche se appunto come tutti voi via internet oggi. Ringrazio molto il dottor Ascani per avermi chiesto di essere presente e sono molto, ripeto, felice di essere qui con persone che vivono e condividono la mia stessa passione, che è lo sport. Ti vorrei chiedere come vivi questo momento, cioè come ti alleni in questo, cioè, diciamo, in questa fase storica piuttosto complicata dell'esistenza anche di uno sportivo e poi in particolar modo di un giovane sportivo come sei tu. Sì, è sicuramente un periodo complicato per chiunque. Naturalmente anche noi sportivi abbiamo avuto i nostri problemi. Uno su tutti naturalmente la cancellazione, cioè lo spostamento, il rinvio delle Olimpiadi, e quindi più che essere un periodo difficile per allenarci, oltre per avere le strutture o riuscire a trovare i posti in cui farlo, anche perché ci sono stati momenti in cui ci allenavamo senza poter gareggiare. Però adesso questo periodo sembra essere finito, o almeno con diciamo la scoperta di questo vaccino sembra andare verso una fine. Speriamo che quest'anno possa essere un po' un anno di rinascita, e sicuramente lo sport sarà un motivo e sicuramente un mezzo con il quale questo sentimento si potrà condividere. Ho parlato oggi col presidente Giovanni Malagò, mi ha assicurato che l'Olimpiadi ci sarà, perciò voglio da te un sorriso in prospettiva olimpica. Pensa che momento sarà di riconciliazione con il mondo e con la vita la cerimonia di apertura? Sarà il momento, penso, più emozionante che tu potrai mai vivere nella tua vita. Penso proprio di sì, e lo spero proprio. Io sogno le Olimpiadi da quando sono bambino, quindi sicuramente saranno un sogno che si avvera. Tra l'altro, una notizia che ci tengo a condividere molto bella per il nostro paese è che ieri hanno assegnato gli europei del 2024 a Roma, quindi dopo 50 anni gli europei di atletica leggera tornano in Italia, e questa penso sia in questo momento una notizia bellissima. La nostra speranza è di vederti in quella circostanza sul gradino più alto del podio, e saremo tutti lì a fare il tifo per te. Ciao Filippo e grazie tante. Grazie mille, buona serata a tutti. Ciao Filippo. Volevo riprendere da Filippo Tortu, che è stato premiato dalla federazione con la massima onorificenza, però ce n'è una che non ha ancora avuto. Io gli do appuntamento qui per il prossimo anno, vediamo scaramanticamente, vediamo se se la meriterà. E visto che siamo in tema di sport, un personaggio dello sport importante, ho visto prima i Giochi di Roma, era Giulio Onesti. C'è una federazione in Italia che ricorda il suo nome e cerca di tramandare nelle sue imprese, le sue gesta, il suo ricordo alle nuove generazioni. Quindi qui mi sento in dovere di particolare ringraziamento al presidente della fondazione, al presidente Franco Carraro, perché è sempre vicino a noi, alla federazione. E in tema di ringraziamenti, un altro lo devo fare al presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo, dottor Andrea Bodi, che ha evidenziato una grande sensibilità per la cultura sportiva e per la promozione dello sport a tutti i livelli e per le attività culturali connesse. Allora, quali sono i premi in palio? Per il 2020 sono la Guirlande d'Honneur, la Mention d'Honneur, Bruno Beneck Critics Award,
Candido Cannavò, grande direttore della Gazzetta dello Sport, Award for Olympic Spirit. Opera prima Enrica Speroni Award, anche lei giornalista della Gazzetta. Daniele Radaelli, un amico, Sport and Solidarity Award. Gentleman Fair Play Award e poi USPT Award. Insomma, ecco, li vedete un po' tutti qui col trofeo Media Sport Group. È il momento della prima sezione di valutazione. Andiamo a vedere un po' chi sono i vincitori di Olympic Spirit, Olympic Values Section. Vediamo un po' i premiati. The winners are Елена Чайковская, основательница советской школы танцев на льду, гениальный тренер и выдающийся балетмейстер. Каждый ученик дал такую радость в моей жизни. 4 ее учеников завоевали олимпийское золото, 19 стали чемпионами мира. Она наставница Татьяны Тарасовой и многих тренеров, которые приносили славу советскому и российскому фигурному катанию. У нее было так на уроках интересно, что мы совершенно все в нее... It's tricky to put the word shooting next to the word refugees. But if meditation would be a sport, it would be shooting. I'm gonna teach them how to listen to their bodies, their thoughts, their emotions. And yes, we're gonna do that with an air rifle. Medalist Nico Capriani. I knew that there was a refugee team in Rio 2016. In this Olympic world, we are all... 下一步就是做手工，咱们就地取材，废物利用。光做的手工还不够，让孩子们要体验冰雪运动。咱们这南方地区基本上没有冰，那怎么办呢？我们就想着制作一些土器材，像冰壶、像冰球，给它玩起来，这个孩子们可能会更加高兴。 To this calling is the pride of being able to play a part in a unique event, the Winter Olympics, to take place in Cortina in 2026. In this story, which marks a new dawn, nothing is left to chance. In fact, there is so much more going on. Here we have a system in action which powerfully and proactively intends to support this precious union, which over time has always brought a courageous heart and far-sighted ideas together. Questi sono i vincitori della sezione, li vedete indicati. Purtroppo quest'anno la premiazione deve essere fatta tassativamente online. Allora andiamo adesso a salutare e a complimentarci con il dottor Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti, che ha prodotto sulle ali della Camera, che è stata, avete visto, l'opera vincitrice della Candido Cannavò Award. Buonasera, Presidente. E complimenti. Buonasera, grazie a voi. Guardate, sono pieno di gioia e di soddisfazione per questo importante risultato e per ottenere, guardate, questo risultato abbiamo messo in moto le eccellenze che ci sono nel sistema camerale e tutto il sistema camerale italiano e italiano all'estero, con le camere di commercio di New York, di Tokyo e Francoforte, le eccellenze dello Sport System, da Technica Group a Scarpa a Edea Skates e il Museo dello Scarpone. Abbiamo poi incaricato la nostra società partecipata, Treviso Film Commission e Z Group, per la realizzazione artistica. Per far cosa? Per mettere in campo le bellezze del nostro territorio, il patrimonio UNESCO delle Dolomiti, delle nostre colline, del Prosecco, una missione che la Camera di Commercio porta avanti anche nonostante il Covid e soprattutto perché è motivo di rilancio ed è un motivo di sprono per le nostre aziende, non solo venete ma nazionale. Quindi il Covid non ci ferma assolutamente. Il Covid ferma le persone ma non le merci, grazie all'e-commerce, grazie ovviamente a questi nuovi strumenti. E siamo stati ispirati da cosa? Da quello che deve venire a Cortina nel 2026, le Olimpiadi e le Paralimpiadi. E quindi un ringraziamento va al Presidente Zaia che ci ha creduto e ha portato a casa questo grosso risultato delle Olimpiadi. Mi ha mandato una bellissima lettera, non ve la leggo tutta, però vi leggo un passaggio molto importante.
Voi state dimostrando di credere nella capacità del territorio, di reinventarsi nella sua realtà produttiva e nel talento, che come ricorda questo progetto di casa, perché il Veneto è sempre stato una cucina di generi artistici, ma anche imprenditoriali. E voglio ringraziare l'organizzazione nella persona del professor Ascani per l'impegno profuso e per la riuscita dell'evento. Il progetto quindi cosa fa? Racconta la storia degli scarponi prodotti nelle eccellenze, come dicevo prima, della nostra Tecnica Group. E quindi cosa succede? Che gli ordini passano tramite la piattaforma digitale Piazza Italia della Camera di Commercio di New York per arrivare a Tokyo, dove c'è un'altra nostra Camera di Commercio, e infine dove? Arriviamo in Germania. La Germania è il nostro maggior partner industriale, commerciale e turistico, e tramite la Camera di Francoforte stiamo realizzando attività e promozione per le nostre imprese e progettualità. Quindi siamo sempre a fianco alle nostre imprese e vorremmo esserlo ancora di più, perché questa sta la mission del sistema camerale. La bellezza del territorio, la bellezza di fare impresa in un territorio come quello che ho l'onore di rappresentare e ho l'onore di promuovere e anche la responsabilità. Quindi va un grazie a tutti quanti quelli che ci hanno lavorato a questo progetto e ci hanno creduto. E viva Cortina 2026! Grazie Presidente, di nuovo complimenti per tutto il lavoro che avete fatto, per questo film e per tutto quello che dovrete fare in prospettiva olimpica, perché veramente il sistema paese è tutto proiettato verso questo appuntamento. Abbiamo presentato i vincitori della sezione olimpica, adesso facciamo un piccolo passo indietro, un momento di letizia, un momento di festa per il nostro paese, l'annuncio ufficiale da parte del Presidente Bach che abbiamo sentito poc'anzi, in occasione dell'assegnazione dei giochi all'Italia, i giochi invernali 2026. The host is Milano Cortina. E adesso la seconda sezione, per quanto riguarda i premiati, i vincitori di oggi, la sezione documentari, Documentary Team Sport Section. I vincitori sono... Championship, their 7th in school history and their first since 2009. North Carolina, your national champions in Division I field hockey. Being able to run to those people and have them beside me at the end of the game, priceless. It was incredible. Back-to-back, undefeated national champions. Seitdem ich für dieses Team fahre, für Embrace the World, möchte ich nach Afrika reisen und den Menschen dort einfach begegnen. Vorher hätte mich Afrika nie gereizt, aus meiner Vorstellung heraus oder von meinen Vorurteilen vielleicht auch. Wir haben jede Gruppe besetzt, jeden Fahrer wie eine Bazille haben wir begleitet. بیشتر رفتارش مثل پسراست. خیلی بلند پروازه. دختر قویه و به نظر من یکی از بهترین بازیکنای کشورمون خواهد شد. الان تقریبا تمام پله‌ها رو داره میره بالا. توی مهارت فوتسال هیچ کسی رو اینجوری من ندیدم. چند پسر. تو
ráno a probudili jsme celý kemp. E questi sono i vincitori, vedete tra l'altro ci sono contributi da tutte le parti del mondo e perciò io mi complimento davvero con tutti coloro che li hanno realizzati, perché io so cosa significa realizzare un film sportivo. Giriamo pagina e adesso passiamo dalla sezione squadre alla sezione invece individuali. Perciò per la terza sezione, documentari e sport individuali, i vincitori sono... Adam Ondra je označovaný za nejlepšího lezce na světě. Na světových soutěžích se už přes 10 let střídá s konkurenty na prvních 3 místech. Horolezení má pochopitelně spoustu disciplín. Adam posunul hranice obtížnosti, když jako jediný na světě zdolal v Norsku cestu klasifikovanou jako 9C. Laikovi to číslo mnoho neřekne. A tak můžeme říct, že se jedná o převis, kde kromě Adama dokážou viset snad jen netopíři. Adamův trénink zahrnuje posilování. Quando di un uomo hai tante cose incredibili da raccontare che ti sembrano addirittura troppe, vuol dire che ti trovi di fronte ad una persona straordinaria, non comune. I ricordi nella mente di Shaul si accumulano come i trofei nella sua bacheca. Io non so se sono nelle condizioni, vado a cambiarmi. Pesha jam u kon dikon 93 deri 96 kg. Në 2-3 natës jam shu nuk o mujt me marrë frym. Shka do me buke me talmën e vetë? Ama djali kajke shumë, edhe unë ju këty të kajke. My name is Benedict Böhm. My friends call me Benny, and I'm a ski mountaineer. In 2006, together with 6 friends, we were crossing the Alps in a new route, 2.5 days. But now in 2019, I wanted to do the project again in one single push from Germany, Ruppolding, all the way crossing Austria into Italy, Kazan, 210 kilometers and 10,500 altitude meters. But I want to do it non-stop. Время. 1 минута 34,3 секунды. Нет, не удалось ей сегодня вырвать победу. Время Гусевой осталось лучшим. Погода хорошая была, снег, кругом белоснежный, небо голубое. И так, конечно, ощущаешь себя очень великой. И высоко выше всех, да еще гимн играет, да еще тебе медаль повесили золотую. Вот, конечно, это непередаваемые, наверное, чувства. E questi sono i vincitori. Franco, applauso da parte del Presidente. Un saluto va anche al Presidente del Comitato Paralimpico, l'Avvocato Luca Pancalli, anche lui amico del Festival. Adesso andiamo a scoprire quali sono i vincitori di questa sezione. Je suis en train de me préparer justement un Paris-Londres à vélo. Oui, à vélo? Oui, oui. En moins de 24 heures. Pour moi, finalement, cette maladie, c'est devenu un challenge. Could you imagine ever doing this? Meet the world's fastest blind runner, David Brown.
They run in perfect sync, moving as one man. Paying our condolences to his family. No, dai, vieni a darmi una mano a Saini, siamo io, l'Angelo, Novali, Folli. Dico, vabbè, ma cosa avete, dei bambini? No, dice, alleniamo dei ciechi. Mi sono messo a ridere, ho detto, mi stai prendendo in giro, Lorenzo. No, dei ciechi che giocano a baseball. Questi sono i vincitori di questa sezione molto particolare, ricordo la sezione paralimpica, these are the winners of the Paralympic section. Abbiamo con noi anche una delle registe che ha vinto, che ha firmato una delle opere che ha ricevuto la mention d'honneur, che è Sara Grimaldi. Buonasera, sì. Oh, eccoti qua. Sono molto soddisfatta perché soprattutto il mio film porta un messaggio di speranza, un film sulla resilienza, di come si possa battere la malattia tramite lo sport, e quindi questo film in realtà è per tutti coloro che in questo momento stanno combattendo contro una malattia, penso soprattutto ai genitori di bambini malati, per mostrargli che si può diventare grandi e anche competere e fare delle attività sportive di alto livello. Sara, complimenti davvero, anche per il messaggio che hai dato, che è un messaggio di speranza. In questo momento ne abbiamo bisogno, perciò vedere soprattutto una giovane poi che sorride, perché ci sono dei contraccolpi psicologici molto, molto importanti in questo momento. Perciò, grazie, complimenti Sara, complimenti davvero. Allora, adesso andiamo alla quinta sezione, sport e società. I vincitori sono... Consiglio assolutamente a tutti i pazienti e le pazienti, ex pazienti oncologici, di scegliere un'attività fisica e di scegliere la scherma. La scherma ha tantissimi vantaggi e tra studi medici e conferme personali oramai non ne dubita più nessuno, ha un potere terapeutico. Alle 16 il via
alla 26esima edizione della staffetta 50 per 1000. 50 bambini delle scuole dell'Emilia Romagna si sono infatti passati il testimone online ad incoraggiarli il campione olimpico Stefano Baldini. Vediamo. Correre per crescere. Parola di Stefano Baldini. A presto. Ciao ragazzi! Ed eccoli qui i vincitori. Mi sono un po' emozionato di vedere Stefano Baldini, grande campione olimpionico, veramente trovato nella maratona, penso, cioè proprio l'eroismo dello sport. Caro Presidente Ascani, adesso addirittura il Presidente dell'Associazione delle Federazioni degli Sport Olimpici Estivi. Francesco Ricci Bitti, che è il componente del Comitato di Coordinamento del CIO per i giochi di Tokyo, di Parigi, di Los Angeles, insieme ad altri incarichi importanti nel mondo dello sport. Grazie, mi senti? Benissimo, vada. Forte e chiaro. Forte e chiaro, dice Ascani. Allora, prima di tutto, due parole per dirti che sono lieto che ti porgesti questo saluto, perché ho seguito un po' questa settimana. Sono felice del successo del tuo festival, in termini sia di audience, mi dicono, e anche di risonanza. Mi auguro che l'anno prossimo possiamo rivederci fisicamente, perché è sempre meglio ovviamente, ma tu hai colto questa opportunità in fretta, quindi congratulazioni a te e ai tuoi collaboratori e congratulazioni anche per il successo di questa grande opportunità che hai dato agli sportivi di tutto il mondo di collegarsi gratuitamente ad un archivio che è quasi unico. Grazie Presidente Ricci Bitti. Il conferimento della più alta onorificenza del FIX è la Guirlande d'Honneur. Cos'è? È praticamente l'Oscar della TV e del cinema sportivo. Viene riservata ai grandi personaggi dello sport, del cinema e della televisione che si sono distinti maggiormente in una significativa azione di promozione dei valori culturali ed etici. La premiazione va ad una eccezionale giornalista, Presidente del Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani, nonché Presidente della Fondazione del Cinema per Roma, Laura Delli Colli, che ci ha mandato questo saluto. Buonasera a tutti, sono Laura Delli Colli, vi mando questo saluto soprattutto per dirvi grazie, grazie perché sono onorata e sono anche molto sorpresa di ricevere un riconoscimento che non capita spesso a giornalisti che si occupano di cinema da un mondo come quello dello sport. Seguo con attenzione quello che fate da anni e quindi aver avuto questa sorpresa è stato doppiamente piacevole. Detto questo, vorrei dire due parole sul tema cinema e sport, perché credo che comunque lo sport, quando viene raccontato dal cinema, non sia un genere cinematografico, ma sia qualcosa di più, perché racconta emozioni, racconta la storia, spesso naturalmente di carriere che non sono solo il classico biopic, ma racconta la tensione che c'è dietro ogni vita dedicata allo sport, e naturalmente le passioni, naturalmente le sconfitte, cioè tutto quello che rappresenta un obiettivo da raggiungere, che c'è dietro questo obiettivo, qualcosa che soprattutto di questi tempi credo che abbia un valore universale, come del resto il linguaggio dello sport, quando soprattutto diventa una lezione di vita. Per questo non esistono solo i titoli cult, ma esistono anche piccoli film che raccontano storie che non sono solo biopic, perché la storia di un campione ha sempre dentro degli elementi che sono quelli della nostra vita. Non c'è bisogno che citi a voi dei titoli così importanti, però lasciatemi dire, se cambio giacca e non parlo solo come giornalista di cinema, ma per esempio come presidente della Fondazione Cinema per Roma, che ha appena concluso la festa del cinema, che ci ha fatto molto piacere presentare due titoli che hanno a che fare
fare con lo sport, che sono l'anteprima che abbiamo avuto di Io sono Francesco Totti, non devo raccontarvi adesso cos'è, ma è proprio importante che sia stato un film che racconta un campione in una maniera così privata, così personale, così intima, che ha suscitato emozione, molti applausi e anche un po' di commozione. Del resto a Roma si capisce che ci sia stato anche questo tono, diciamo, nell'accoglienza del film. Però c'è un altro film che abbiamo presentato, e lo cito perché racconta proprio un'altra faccia anche del rapporto con lo sport. È Tigers di Ronnie Sandal, un film che viene dalla Svezia e che spero uscirà presto anche in Italia, e racconta la storia di Marty Bengtsson, quindi la storia di un calciatore che ha avuto una parabola completamente diversa, non solo nel suo rapporto con l'Inter, ma proprio perché è una storia di un giovane che si incontra e si scontra con un mondo che forse pensava fosse diverso. Quindi questo talento così promettente che la Svezia forse non ha avuto in altre occasioni, rappresenta anche, come dire, un'altra faccia di questo rapporto che il cinema sa raccontare quando incontra lo sport. Finisco qui, voi ne sapete più di me. Voglio solo dirvi che prendo l'impegno per il prossimo anno, quando ci sarà consentito, superando le zone gialle, le zone rosse, me lo auguro per tutti, magari di venirvi a trovare e recuperare questo incontro dal vivo. Grazie ancora intanto per il premio e buon lavoro e buona serata a tutti. Perciò bisognerà consegnare, oltre che virtualmente come oggi, anche fisicamente la ghirlanda d'onore a Laura Deli Colli. E adesso la sesta sezione, Sport and Society, Sport Values Education and Culture. I vincitori sono... Campioni, recordman, magnifici atleti. La storia dei neri nello sport è la storia dell'America. I have a dream. Who taught you to hate the color of your skin? The first time I meet Yugi and say, you are going to do bike messenger, and we say, oh, what is bike messenger? We are actually working on this huge adventure of trying to make this bike messenger company work here in Africa. That's why we call him Katende. He trains, he guides, he encourages. You can now earn money with cycling. Keep trying. And he pulled down the sun visor and lifted up the mirror, and he lifted off his eye patch, and he looked in and he was horrified. He went into the operating theatre late into the night. And then, unfortunately, a few weeks later, my retina detached. Una tristezza, very, very sad. Si è caduto il mio mondo, insomma. We have a very important mission for the nation. To show the world that Cambodian people, we have our own traditional martial arts. We were a great power. And Bokutó technique, that is our weapon. Ed eccoci qui, questi sono i vincitori di questa sesta sezione del Fix Sport Movies NTV 2020. Per i vincitori di questa sezione abbiamo non uno ma due collegamenti. Il primo con il protagonista di Look Beyond, Lo sguardo oltre, il rugbista ex mediano della Benetton Treviso e ora allenatore in Irlanda. Cosa rappresenta questo riconoscimento per uno sportivo come te, per un grande sportivo come te? No, ovviamente mi fa un gran piacere, no? Grazie mille, sicuramente la famiglia Beltrami, Lia, il suo gruppo là hanno fatto un lavoro pazzesco, quindi no, grazie mille a loro. So just saying,
it's a big honor for me, just for the people who maybe don't understand Italian. Massive honor, and just to Leah and her family, the Beltrami family, who helped put this project together. So thank you so much. Ci dici un ricordo dell'Italia, Ian, un ricordo dell'Italia? Sì, ovviamente sono stato 8 anni in Italia, purtroppo sono tornato in Irlanda grazie al Covid, però sono stati 8 anni fantastici, quindi per me per giocare con la nazionale italiana mi ha fatto un gran piacere, quindi andiamo avanti con tanto coraggio, forza Italia, forza tutti quanti. Bellissimo questo intervento, grazie Ian, grazie, è un vero piacere, complimenti, congratulazioni e grazie anche per queste belle parole che ti fanno onore, grazie e complimenti a tutti i vincitori, non solo a Ghelando Honor ma anche a tutti gli altri, bravi, bravissimi. Hai vinto il premio dedicato a Daniele Redaelli. Grazie mille. Bravo, ok. Grazie. È un premio particolare perché sai che è stato un grande giornalista, molto impegnato nel sociale, grande firma tra l'altro della Gazzetta. Dici in sintesi il tuo film, molto forte, molto forte. Sì, già a partire dal titolo che è volutamente provocatorio, naturalmente Negri o Negroes nella versione inglese, che racconta 100 anni e più di società, di razzismo negli Stati Uniti attraverso lo sport, attraverso i più grandi atleti afroamericani, ed è un documentario che poi ha avuto un po' anche il favore, se così si può dire, drammatico di trovarsi anche nella situazione razziale degli Stati Uniti che si è riaccesa naturalmente dopo l'assassinio di George Floyd. Adesso in questi giorni c'è stato, come sapete, l'avvicendamento alla Casa Bianca e si spera che la questione razziale possa in qualche modo risolversi, andare comunque verso la risoluzione. Io nel mio piccolo, con il mio documentario, ho cercato di dare un contributo alla questione, a tutto il movimento del Black Lives Matter. Grazie e complimenti Francesco, grazie. Grazie a voi. In bocca al lupo per il futuro della tua esistenza professionale e non solo. Andiamo alla settima sezione, Fast Sport Stories. Andiamo a vedere chi sono i vincitori. Sometimes you can try so hard at something. Sometimes you can be so prepared and still fail. You never give up. You pick yourself up, you brush yourself off, you push forward, you move on, you adapt, you overcome. That is what I believe. sempre più dure Fausto Coppi, con azione potente stacca i Barbari non si arresta. Trovano un accordo perfetto, si danno il cambio sul passo, sentono aria di trionfo. I seguitori adesso sono 3, anche Till, Binda e Girardengo. Bellissima azione, il Moser. Intanto ha forato Pantani e attenzione, Pantani fora, sta recuperando Marco Pantani, scatto in progressione di Pantani, una grandissima azione, dobbiamo dire, una lancia allo sprint
E complimenti, congratulations to the winners, complimenti a tutti i vincitori. Tra l'altro avete visto delle immagini bellissime del Giro d'Italia, che è uno spot incredibile al nostro meraviglioso paese. Ma visto che abbiamo tanti amici collegati da tutto il mondo, Franco, qui abbiamo una novità assoluta, una sorpresa. From Uganda, President King Kibirige. First of all, I would like to congratulate everyone who has been a part of this virtual festival. More so, the team organizing this, regardless of the challenges around, most especially the pandemic that has deterred a lot of progress in terms of the work people have been doing normally for so many years. I'm very grateful to the organization for being nominated, the production from Uganda and Africa. This production featured one of the great prospects of long distance running, and that is Cheptegei, who on his first time of asking in the 2017 World Cross Country Championships fell to the expected standards when actually the competition was being hosted at home, that is in Uganda in 2017. But years later, he has proved that he's a force to reckon with. And of course, that message about never give up, so that moment when he failed, that is what inspired him. So we came up with such a production that however much someone may be low, in terms of what their expectations are. The issue is never to give up. And when you don't give up, in most cases, you will achieve what you need. Thank you very much. Thank you, Mr. Kibirige. Thank you. It's, the Federation have two festivals in Africa. In the Uganda, the festival, the 4th edition, and in Kenya. Thank you very much, Professor Ascani. Congratulations, Mr. President. Adesso andiamo avanti perché abbiamo un ritmo incessante e abbiamo ancora tante premiazioni. Adesso è il momento di un grandissimo narratore italiano, apprezzato critico cinematografico, storico del cinema, autore televisivo, insomma ha tante caratteristiche, direttore artistico, scrittore, accademico italiano, nonché rettore della Università Yulm. Guirlande d'honneur per il professor Gianni Canova. Io credo che il connubio fra cinema e sport sia straordinario perché fra i due, fra il linguaggio del cinema e la pratica sportiva, può esserci una sorta di osmosi molto virtuosa. Il cinema può rendere epico lo sport e lo sport può contribuire a fare del cinema un dispositivo che racconta miti, che racconta leggende. Perché ogni attività umana, per essere compresa, amata, ha bisogno di essere raccontata e il cinema è forse il dispositivo che meglio di chiunque altro racconta i valori fondanti dello sport, la sfida con se stessi, la lealtà, l'onestà, la volontà di superare i propri limiti, che il cinema ha più volte raccontato in opere, in film, in titoli memorabili. Non sto a elencarli tutti perché dimenticherei sicuramente dei capolavori, ma soffro, stringo i denti, mi alleno e vinco, o anche se perdo comunque mi sono allenato e ho conosciuto me stesso. Ecco, questo è uno dei valori fondanti che il cinema sportivo trasmette al pubblico degli appassionati e non solo. Dal punto di vista educativo ha un valore indubbiamente straordinario perché il cinema che racconta grandi imprese sportive propone dei modelli positivi e induce comportamenti mimetici soprattutto negli spettatori più giovani. E quindi saluto con favore l'attività che viene fatta dal cinema internazionale dello sport, Sport Movies in TV, perché credo sia meritorio proprio nel promuovere questo importante connubio. Idealmente viene consegnata la Guirlande d'honneur dal professor Ascani al professor Canova, con grande merito e direi con
visto il personaggio, con un applauso accademico che si merita sicuramente in questo momento in maniera virtuale, ma il prossimo anno glielo consegneremo, anche perché così viene un po' a respirare il clima della cinematografia sportiva. E sono sicuro, professor Canova, che imparerà ad apprezzarla in maniera particolare. Ottava sezione, Movies and TV Football. I vincitori sono... No quiero repetir la misma historia. Mi mamá decía que el fútbol es solo para niños. Pero yo decía, no mami, yo estoy haciendo lo que yo amo. In Africa, in piccole città ci siano dei talenti. A me ogni volta che vengo magari escluso oppure insultato per la razza o per il colore mi dá anche più forza. Eu tava triste, na verdade. Dzeko will get there and score! It's a great ball into Dzeko! Das muss doch der Verband wissen. Il y a l'histoire sur le terrain et derrière il y a l'histoire, le match dans le monde des paris. I see the linesman is lifting the flag offside, but the goal is still being given. Did you notice that as well? If one party is not on. I tre film che hanno ottenuto il riconoscimento nella categoria Movies and TV Football. Noi abbiamo ricevuto, e dobbiamo ammettere che ci ha fatto veramente molto piacere, il messaggio del capitano della Roma e nonché della nazionale della Bosnia, protagonista del film vincitore. Ciao a tutti, sono molto felice per il premio che questo film ha ottenuto nel vostro importantissimo festival. Voglio ringraziare la giuria che lo ha votato e tutti quelli che hanno partecipato alla realizzazione del film. Spero che tutti quelli che lo hanno visto si sono divertiti e hanno scoperto quanto è bella la mia Bosnia e la mia Sarajevo. Grazie di cuore e viva la FIX! David Rossi, che è il regista del film che ha vinto la Guirlande d'Honneur. Fai un bel sorriso come hai fatto prima, perché vincere la Guirlande d'Honneur non capita tutti i giorni, Davide. No, beh, assolutamente. Noi sono particolarmente contento. Ho avuto modo di conoscere il presidente Ascani perché 3 anni fa ho avuto già l'onore di vincere la menzione d'onore con un altro film sempre su un calciatore, stavolta del passato, che era Falcao. Questa volta sono andato sul presente, sono davvero molto emozionato, devo dire, mi fa davvero tanto piacere perché è stato un film che, insomma, in cui ci ho messo molto. Edin è stato felicissimo quando ha saputo di questo premio e spero davvero che sia un piccolo contributo per avvicinare gli spettatori, quelli che amano il cinema normalmente o comunque che amano i cortometraggi, i lungometraggi, quelli in generale, di avvicinarsi allo sport. Questa è una bella storia che tra l'altro dentro ha anche molte altre cose, contaminazioni della vita reale, vita vissuta, si parla della guerra in Bosnia, insomma è stato un bel viaggio e sono contento che alla fine lo abbiate premiato perché è veramente un orgoglio per me. Ora io mi complimento con te perché insomma vincere 2 volte il riconoscimento, questa volta ancora più prestigioso, non è assolutamente semplice. Con questo film facciamo innamorare ancora di più di sport il professor Canova? Ma io lo spero, anche perché insomma già il fatto che magari un grande esperto di cinema come lui possa dedicare del tempo per vedere un'opera così sarebbe già un onore. Io lo spero davvero, ho cercato di renderlo appassionante per tutti, anche per chi non ama semplicemente il calcio, per chi in questo caso non è soltanto un tifoso della Roma e insomma la vostra testimonianza mi aiuta a credere un po' di più di esserci riuscito. Franco, il Presidente ti vuole chiedere una cosa. Vorrei ricordare che la Federazione Internazionale Cinema Television Sportif lo scorso anno ha organizzato la prima edizione del festival in Bosnia, proprio a Sarajevo,
e quest'anno per le ragioni note è stato rinviato, ma c'è un grande interesse, una grande volontà, e chi guida tutto è uno dei più grandi giornalisti della Bosnia, che io chiamo l'amico Doa. Complimenti di nuovo a Davide Rossi, perciò Ghirlandaner, per Edin, complimenti davvero, congratulations. Allora, adesso andiamo alla nona sezione, ne abbiamo ancora alcuni riconoscimenti da attribuire, Movies and TV Football, però questa è la parte che riguarda la short section, e poi avremo la testimonianza di 2-3 grandi personaggi del mondo della televisione italiana. Scene di cronaca molto in breve, via San Siro, Ticciotti. A Bergamo la partita è finita, ha vinto il Vicenza per 1-0. Linare, la rischia di rigore, possibilità di tirare a tiro, rete. Ebbene amici, vi diciamo innanzitutto che il pallone rotondo... He's a Norwegian force of nature. Erling Braut Haaland. The Dortmund striker hit the ground running. Can the secret to his success be found in his homeland? We took a look around Norway to find out. Silva. Reva Arveladze mit diesem Traumtor zum 2:2 Ausgleich. Das Waldstadion. C'era fermento. Le piazze, oltre al corso, erano, diciamo, il cuore, no, di questa socialità. Prima ho voluto capire dove andavo a finire. Allora ho preso un'enciclopedia e sono andato a leggere Floridia, provincia di Siracusa. Mi sembrava essere in Messico, ho detto ma che? Ma no, è impossibile. No. ايش القيت بتزاي؟ ادخل براويت ويزبل اللعبه. عندنا ماكلينا يومين احنا نحوس على رب الحمار هذا. كل حكمات الديوانه ولات بحر. تفاصيل. حد يسمع بالاختيارين فهمتني؟ Ed eccoli qui i vincitori, ci sono anche molti dei registi che sono collegati, perciò li salutiamo. Hello Matthias, congratulations, because it's very important to win the Guirlande d'Honneur. To find the roots of Erling Haaland, but to go to Norway and to meet all these people and to find out how he actually to find the cook who gave him the food that he has grown in only 2 years. He has grown so many muscles, and now he's really a strong guy, and that was really interesting. And to meet his dad, who's been playing in the Premier League, that was really nice. Thank you so much. Thank you from Berlin. Thank you to you and congratulations, Mattias. Vi ho detto che adesso andiamo il saluto di 3 amici, sono i conduttori di Quelli che è il calcio, sono 2 grandi comici, 2 grandi personaggi, e hanno ottenuto il riconoscimento con il campionato Fa 90, che è stata una bella trasmissione che è andata in onda nel periodo natalizio su Rai 2, tra l'altro con ottimi risultati di ascolti e anche con ottima critica.
Buon pomeriggio a tutti, sono Luca Bizzarri, volevo ringraziarvi per il premio che ci avete assegnato, sono molto contento, molto orgoglioso, noi ci siamo divertiti tanto a fare quel programma e speriamo anzi di rifarlo presto e anche di venire a ritirare il premio di persona la prossima volta. Un saluto a tutti. Ciao a tutti, grazie davvero per questo premio, inaspettato e quindi ancora più gradito. Lo condivido ovviamente con tutti coloro che l'hanno reso possibile, quindi dagli autori che hanno fatto uno sforzo creativo di scrittura e ovviamente la rete che ha fatto uno sforzo produttivo, ovviamente insieme anche ai miei compagni alla conduzione. Grazie davvero, noi alla fine ci divertiamo e quindi essere premiati per essersi divertiti è sempre un lusso di questi tempi. Grazie davvero. Categoria ed è l'ultima, la 10ª e l'ultima. Movies, perciò i vincitori sono... Mesleğin var mı? Yok. Ailenin durumu nasıl? O da yok. Senin bu sporda başarı kazanmaktan başka şansın var mı? Vallahi o da yok. Quello che ci vuole sono dei buoni corridori, che abbiano cuore, fegato, riflessi pronti, polso fermo e reni d'acciaio. رحم نکن بهش به خاطر باران. اگه فکر میکنی عوضی بازیه باشه. یه عوضی خوشحال باش به جای یه قهرمان بدبخت. ولی من با یه دونه پاهم شده جمعه بازی میکنم. بازی هم میبرم. There is something beautiful and genuine and pure about this sport. You can start at any time of your life, and you can go as... Questi sono i riconoscimenti per quanto riguarda l'ultima sezione, vale a dire la sezione Movies. Devo dire che è stato bello vedere anche l'entusiasmo con il quale i registi a casa, che si sono collegati da tutte le parti del mondo, hanno accolto il premio, insomma, che sia la Guirlande d'Honneur o la Mention d'Honneur. Franco, i fidanzati della morte, cos'è? Il regista dei Fidanzati della morte si chiama Romolo Marcellini. Sì, è lui, è il regista della Grande Olimpiade Roma 60, film storico nella filmografia olimpica, con la quale era il film ufficiale dei Giochi Olimpici di Roma 60. E sulla filmografia olimpica c'è veramente da parlare molto, se pensiamo che sono oltre 50 i film ufficiali dei Giochi e 200 sommandoli a quelli a tema olimpico o film che parlano dei Giochi Olimpici. Veramente incredibile, insomma, come si può raccontare la storia attraverso lo sport. Siamo arrivati in fondo, caro Presidente, ci sono i ringraziamenti e i saluti finali. Prima di salutarci un ultimo ringraziamento, innanzitutto a chi ci ha ospitato in questa sede, il Centro Asteria di Milano, e in particolar modo a Suor Elisabetta Stocchi, a tutto lo staff per l'organizzazione, non è stato facile quest'anno. Io volevo dire, signore e signori, ladies and gentlemen, friend, sono emozionato e commosso anche stavolta. Sport Movies TV salita sul gradino più alto del podio
nonostante i problemi contingenti. È un successo per lo sport, un successo per la cultura. Vorrei fare un ringraziamento a tutti coloro che sono collegati. Io non li ho salutati, ma vedevo da Teresa Ramiro del Portogallo, agli amici dell'Argentina, agli amici del Brasile, eccetera. Volevo ringraziare, un ringraziamento speciale a chi ha condotto le 2 serate dell'apertura e della premiazione, a Lorenzo Dallari, che è qui, Grazie, che facciamo Franco. un ideale applauso. Grazie. E un grazie speciale Franco. ai membri del mio staff, a cui va il mio sincero applauso. Enzo, Greta, Antonio, Alessandra, Rosi, Wanda, e un grazie speciale oggi a Manuela. Arrivederci al 2021. See you in 2021. Viva lo sport, viva la FIX. Grazie professor Ascani, è stato un piacere. Ciao ciao, arrivederci.
eccoci giunti ai saluti finali. Come avete potuto ben vedere, una scaletta completamente rivoluzionata, tra l'altro incentrata principalmente in questa puntata alla 38esima edizione di Sport Movies NTV. Noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a martedì prossimo puntualmente alle ore 21 sul canale 78 in HD di Gold 78. Arrivederci a tutti. Penalty festeggia la sua 10ª stagione. Vuoi far parte della sua redazione? Allora chiama al 336 9207 27. Anche tu potresti essere il futuro di Penalty.